Incidente mortale ieri sera a Palermo all'incrocio tra le vie Lazio e via Sicilia. Baldassare Oddo, 57 anni, tecnico fonometrico dell'ARPA, ha perso la vita mentre viaggiava in sella alla sua Suzuki GSX 750. L'uomo è morto sul colpo. La potente moto, complice l'alta velocità, si è scontrata con una Fiat Panda guidata da una donna rimasta illesa. All'origine dell'incidente, avvenuto prima dell'imbrunire, ci sarebbe un mancato rispetto del segnale di stop da parte della conducente dell'utilitaria e i residenti della zona puntano il dito contro l'amministrazione comunale. Lo stop, evidenzia un'anziana signora, non è affatto visibile, il segnale stradale è coperto dalle fronde di un albero e a terra la segnaletica orizzontale è sbiadita, praticamente inesistente. Qui gli incidenti all'incrocio sono all'ordine del giorno, è una strada maledetta. Oddo, sposato e padre di 3 figli, indossava il casco. Secondo la ricostruzione fornita dai familiari, stava andando dal dentista per una visita. Baldo era assai prudente, dicono i colleghi. Sull'incidente indagano i vigili della sezione infortunistica. La salma, su disposizione del PM, è stata trasferita alla medicina legale del Policlinico. Qui sarà eseguita l'autopsia per escludere l'ipotesi di un improvviso malore come concausa del decesso.